puntate di Padania Misteriosa stiamo cercando di capire di che cosa si tratta. In questo paesino nel Messinese le cose, gli oggetti, gli elettrodomestici vanno inspiegabilmente a fuoco, ma non soltanto gli elettrodomestici, perché uno potrebbe pensare a sbalzi di tensione e quant'altro, ma addirittura le poltrone, le sedie, i divani, i materassi, eccetera, eccetera. Le persone non riescono a spiegarsi di che cosa si tratti. Sono state portate avanti le ipotesi più strane, c'è chi ha parlato degli UFO, del diavolo, di esperimenti segreti. La commissione che all'epoca era stata messa in piedi da Berlusconi, e Renzi non sembra interessato a metterne in piedi un'altra, una decina di anni or sono, sentenziò che si trattava di una sorta di fascio molto intenso di particelle che dal mare veniva sparato contro la cittadina di Caronia e produceva questi effetti, queste bruciature. Non si è capito chi fosse l'artefice di questo raggio, il mistero è rimasto tale. Comunque sulla stampa siciliana e sui media, i telegiornali, se ne sta continuando a parlare. E noi siamo collegati telefonicamente con Salvatore Giusa, presidente del Centro Ufologico Siciliano. Ciao Salvatore. Ciao Raffaele, a te e ai tuoi amici. Ecco Salvatore, secondo il TG3 insomma è stata convocata nuovamente la commissione di studio governativa, sì, per Caronia eccetera. Si è saputo qualcosa? Ma assolutamente nulla, Alfredo. Siamo sempre a un cerchio, ci giriamo intorno a questa vicenda, a questa storia. Però senti, lì non riusciamo a trovare il colpevole. Senti, ma immagino che la gente sia spaventata, arrabbiata, insomma, a vedersi andare a fuoco le cose. Lo sai, sì, perché in effetti che ti prende a fuoco il materasso, ti va a prendere a fuoco la lavastoviglie, ti va a prendere a fuoco il frigo, eccetera, e tutto, e non ti sai dare una spiegazione, è normale che hai paura. Pensa un po' un pochettino, mentre che tu dormi all'improvviso ti va a fuoco qualcosa. Ecco, ma le autorità non danno spiegazioni, non danno conforto, niente? Ma niente, completamente. Guarda, se vai sul posto trovi sia la protezione civile che i vigili del fuoco, sì, carabinieri, normale. La storia è come quella che si ripete dal 2004, cioè ci sono questi incendi, però ancora oggi, lo sai, anche le persone di strada che tu incontri, ne parli, però giustamente si esclude l'ipotesi di quella che era extraterrestre, eccetera. Si parla di più di qualcosa di elettrico, di elettromagnetismo, di questa fascia di onde, e si parla di più e di meno di tutto, addirittura anche del diavolo. Ancora c'è qualcuno, qualche anziana che pensa che è il diavolo, eccetera. Però realmente non giriamo intorno, cioè non sappiamo assolutamente nulla di questa storia. Cioè il diavolo non ha di meglio da fare che andare a Caronia a incendiare i divani delle persone, no? Ovviamente. Bravissimo, sì, ma sicuramente c'è qualcosa, Alfredo, che non riusciamo ancora a capire, perché in effetti io sono convinto che prima o poi qualcosa uscirà fuori. Sì, ma guarda, secondo me il vero mistero non è se il diavolo, gli alieni, i servizi segreti, cioè il vero mistero è com'è che le autorità non facciano un fico secco, questo che mi lascia a bocca aperta. Sì, a meno che l'autorità si sta occupando segretamente di studiare questo fenomeno. Giustamente quello che noi vediamo è soltanto la facciata davanti, poi di dietro sicuramente qualcosa si sta muovendo, sicuramente, perché non puoi accolpire quei poveri cittadini che vivono ogni giorno questo incubo così micidiale, perché giustamente bisogna aiutarli. No, perché... Bisogna capire questo fenomeno, a meno che spostare tutto il paese in un altro posto. Voglio dire, se gli incendi continuano, spostiamo il paese, è modo di dire, giusto? Guarda, no, perché adesso ti faccio una battuta leghista, no? Perché se c'è un barcone che sta partendo, arrivano subito le nostre navi per andare a prenderlo, qui c'è un fascio di microonde o di quello che diavolo è, che parte dal centro del mare, non c'è una nave militare che vada a controllare? Cioè... Ma assolutamente no, non c'è, ma neanche gli americani sono interessati a questa storia, perché in effetti nessuna nave americana, anche noi abbiamo Tigonella, abbiamo Misceme, che c'è il MUOS, abbiamo diverse basi militari e logistiche, ma nessuno interessa questa vicenda. Cioè, questo mi sembra già un po' strana questa cosa, perché giustamente se c'era qualcosa di anomalo, qualcosa che ci può interessare, di quello che facciamo noi, sicuramente gli americani erano già sul posto da tanto tempo. Vedo un po' di mancanza, cioè non c'è, ti ripeto, protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri,
Girano intorno sempre a questa storia, gli incendi, il prete che va a visitare le case, perché c'è anche questo, c'è qualche prete che ogni tanto viene chiamato da qualche famiglia di Caronia, perché sicuramente ancora pensano alcuni che, come ho detto prima, che si tratta del diavolo. L'esorcista, quindi. Ma ripeto, è un paesino piccolo, Alfredo, c'è un paesino di mare, di piccole, di poche case, cioè, voglio dire, succede una cosa di questa e fa paura, no? Chiaro, anzi, tutta la nostra solidarietà ai cittadini di Caronia. Cioè, torno a dire, quello che mi fa arrabbiare è che le autorità non stiano dando delle risposte. Senti, veniamo invece agli avvistamenti UFO proprio veri e propri, perché io sto guardando la tua pagina Facebook, vedo che ti hanno girato una fotografia di un triangolo fotografato sopra l'Etna, sopra il cratere in eruzione. Sì, questa è una cosa pazzesca. Mi hanno inviato questa foto su Facebook, ma giorni prima un testimone, un amico che ho in contatto, che ha diverse webcam puntate sull'Etna, lo fa per passione, lui non si interessa di vulcanologia, si interessa di vulcani, ha queste webcam puntate sull'Etna e ha scattato questa foto. Prima che la foto mi arrivasse su Facebook, io già avevo la foto iniziale. La foto addirittura su Facebook mi è stata inviata dal MUFON, quell'associazione americana che si interessa di UFO, conosciuta in tutto il mondo. Sì. Ma io giorni prima avevo già la foto. Stiamo cercando di capire qualcosina, perché in effetti non vorrei che quella macchiolina nera, quel triangolino, non sarebbe l'esplosione del fungo di sabbia che poi è venuto dopo, e questo accumulo di pietre, di cose che ha dato quell'effetto ottico di quel triangolino. Certo, la foto è enigmatica, è strana. Però non possiamo dire che si tratta di un UFO, si tratta di qualcosa di strano. Però insomma, siamo di sopra, Alfredo, vediamo com'è. Vabbè, prima di gridare all'UFO tu mi insegni. No, per carità, stare con i piedi per terra. Giustamente, però ci sono tante fotografie che riguardano cose strane vicine ai vulcani, non solo l'Etna, ma in Messico, per esempio. Cioè, è un po' ricorrente questa cosa. In Messico, diversi vulcani, ma ti ripeto, Alfredo, l'Etna non è da sottovalutare, perché a parte quella foto, diversi giorni fa alcune persone, un piccolo paesino proprio all'inizio del Vulcano, nella zona dell'Etna, alcune persone sostengono di aver visto un oggetto triangolare che per quasi 15 minuti girava intorno al cratere centrale. Non ci sono né video né foto, è soltanto la testimonianza di queste persone che secondo me è autentica, perché non c'è assolutamente nulla di ufologia, eccetera. Vedevano questo oggetto triangolare con questi tre luci, una centrale che si muoveva dal bianco a rosso e girava intorno all'Etna per 15 minuti sul cratere centrale. Ora, un aereo di nostra conoscenza a un centinaio di metri che vola sull'Etna durante l'eruzione mi sembra un po' strano. E giustamente, dopo che girava intorno all'Etna, al cratere centrale, dopodiché spungo con una spizzata via e è scomparso velocissimo verso l'alto, verso lo stemma. Ti ripeto, non è solo questo caso, ci sono state anche diversi casi anche in passato. Ti ripeto, secondo me l'Etna bisogna tenerla sott'occhio, come stiamo facendo noi in effetti. Ma io ricordo che vicino all'Etna, dove essere il 78, c'erano stati addirittura 3 militari che avevano visto un umanoide. Sì. Però questa è un'altra storia, Alfredo, che merita sicuramente qualche altra puntata, perché in effetti ti ricordo, ci fu quell'esplosione di Eugenio Siracusa negli anni 60 sull'Etna che aveva dato questo appuntamento con gli extraterrestri. Sì, l'anticipiamo soltanto, dai, come incontri di lui, altre persone hanno sostenuto di avere incontri ravvicinati sull'Etna. Voglio dire, non vorrei che è stato come si può dire, il clou della situazione di quell'epoca, cioè non era solo Eugenio a vedere gli alieni, ma anche persone inventavano delle storie un po' particolari per farsi un nome, per farsi un'immagine, eccetera. Sì, diciamo... dire, dopo Eugenio Siracusa molte altre persone hanno dichiarato di aver visto degli alieni. Questo è un grosso punto interrogativo, Alfredo. Infatti, vabbè, questa non la sciupiamo, la useremo poi per un approfondimento maggiore. Senti, invece... Sì, bravissimo, sì, perché c'è tanto da parlare. Infatti. Dopo di lui persone che ho conosciuto sostengono ancora oggi di aver incontrato gli alieni, ma non lo so, prendo tutto con le pinze, Alfredo, perché non c'è mai una prova concreta, cioè non c'è mai una prova, una foto, qualsiasi cosa che può testimoniare anche, non lo so, un oggettino preso da questo disco volante, cioè un incontro sull'Etna, cioè io
se avrei questa possibilità di avere intanto è una cosa traumatica, perché avere una persona di fronte a te che non è di questo mondo, cioè già l'impatto è per me una cosa pazzesca, giusto che avviene. Però dai, dammi qualcosina che posso testimoniare, che posso portare in laboratorio per farla analizzare, qualche prova concreta. Tra tutti, io parlo soltanto per la Sicilia, poi per il resto del mondo non andiamo oltre. Ma non c'è mai questa cosa, Alfredo, non c'è mai. Lo so, se no non saremmo neanche qui a parlarne probabilmente. Ma lo so, ma una sola prova, un oggettino, qualcosina, qualcosa che può testimoniare. Sì, io ho incontrato, anche io posso dire domani mattina sono andato sull'Etna a farmi un'escursione per vedere le colate laviche e ho incontrato gli alieni. Esce su tutti i siti, su tutti i blog, nei giornali, ma è semplice, è facile farlo. Certo. Ma poi devo portare la prova, cioè io devo far capire alle persone che ho incontrato veramente questi alieni. A meno che me la tengo dentro di me, non ne parlo mai con nessuno. Ma così non serve. L'esperienza che vivo io personalmente me la tengo io. Infatti, però così non so se tu sei nella mia stessa linea. Sì, però sì. Giustamente tu da ufologo, penso che anche tu sei anche un pochettino, dobbiamo cercare questa prova ufficiale, Alfredo. Finora non è stata trovata, insomma, ci sono tantissimi indizi, ma la pistola fumante non c'è. Senti, Salvatore. Ma guarda, io ho sposato l'ufologia perché credo agli UFO e credo perché ormai è un dato di fatto, non si può negare l'evidenza, perché se tutta questa roba fosse all'interno veramente di un tribunale non ci sarebbe nessun verdetto, cioè una retta UFO è una cosa normale, oggettiva. Sì, i governi nascondono tutto, il resto ok, però dai, cerchiamo di trovare qualcosa di importante. Io miro molti miei colleghi americani, i nostri colleghi a Freddy in America stanno spingendo una cosa impressionante vicino al congresso di fare questo discorso, di parlare di questi UFO al Parlamento americano. Per me è una cosa già che secondo me andrà a un buon fine. Speriamo, infatti ti volevo chiedere di questo perché noi abbiamo provato anche come Lega col Parlamento europeo, non è che ci abbiano dato retta. Però... Sì, ma Buffett in America si sta muovendo abbastanza, cioè Steven si sta muovendo anche, voglio dire, sì, sono più avanti, però stanno spingendo moltissimo. Infatti. Non escludere anche quella del Sud America, perché anche loro stanno facendo di più. E mi sembra che in Italia stiamo facendo pochissimo, no, hai ragione, condivido. Va bene, danno la colpa alla crisi. Tutta l'America Latina l'America e gli Stati Uniti si stanno muovendo una cosa impressionante, cioè stanno spingendo le varie autorità, le varie istituzioni a rilasciare più informazioni. E noi in Italia sì, andiamo sui blog, visitiamo l'avvistamento a Lecce, l'avvistamento in Sardegna, lì, ma poi concretamente finisce lì, riempiamo i blog di notizie, però a livello politico, a livello istituzionale, tu hai fatto tantissimo con la Lega e il resto, però noi ufologi, noi ricercatori appassionati, io sono un appassionato, non mi ritengo di essere un ufologo, stiamo facendo pochissimo, siamo tutti bisticciati, ognuno con sé, con le varie associazioni, ognuno tira per sé, ognuno pubblica per sé, ognuno ricercatore indipendente per sé, ognuno per conto loro, andiamo così, andiamo avanti così, riempiamo i giornaloni, il giornale, avvistamenti, però concretamente non stiamo facendo nulla, Alfredo, nulla. Lo so, poi ti rivolgi al mondo politico, la risposta... Dimmi se sto sbagliando, perché giustamente no. Io la penso così. No, ma hai ragione, perché poi la risposta è anche quando ti rivolgi alla politica è no, ma adesso ci sono altre priorità, in questo paese ci sono sempre altre priorità, non c'è mai... Certo, c'è sempre qualcosa che succede, certo. Non c'è mai un punto di svolta che si prende posizione su questa cosa. Non lo so, dobbiamo toccare i nostri politici, toccare il livello presidenziale, cioè parlare con i presidenti, cioè spingere a creare qualcosa in Europa, cercare di muovere, perché parlando con i nostri politici mi sembra che non gli interessa. Tu vai a vedere in questo momento sono in Sardegna, che in America fa le villeggiature, che là, cioè non c'è interesse, fin quando ci sono soldi, Alfredo, e belle donne, mi sembra che non si fa niente. Guarda, non lo so, ma io non oso pensare. Ma è uno sfogo di un appassionato che vede le cose ogni giorno, però non sembra che non stiamo facendo nulla. No, ma guarda, hai ragione, io non oso pensare alla faccia che farebbe Napolitano se gli dicessero Presidente, parliamo un po' di UFO, ma per me non sanno niente. Per me non sanno, non è che non vogliono sapere, nascondono, che probabilmente non sanno un fico secco. Vabbè. Sì, perché le prove sono tante, Alfredo. I filmati ci sono, le foto, i video ci sono, abbiamo tutto, abbiamo materiale che ormai è scottante. Non c'è nessuno che interessa a far uscire questa notizia, perché non gli interessa. Secondo me, fin quando possono loro ricavare tecnologia
e soldi, il mondo non saprà mai dell'esistenza degli extraterrestri, secondo me. Poi è inutile che noi aspettiamo l'arrivo degli extraterrestri, perché questo non sarà mai, cioè, per questo secolo non avverrà sicuramente. Non lo so per il futuro, per i nostri figli, se arriverà qualcosa. Ma io penso che fin quando si può ricavare tecnologia, Alfredo, è fine. Temo anch'io. Non penso che un oggetto che viene dallo spazio esterno vede le capacità e la potenzialità che ha a livello di tecnologia, a livello che questa tecnologia la potresti mettere su dei piatti d'argento e portarla nell'industria mondiale, cioè vai a ricavare miliardi e miliardi di dollari, cioè non si parla di 100 euro, di 50 euro, parliamo di tecnologia avanzatissima, Alfredo. E fin quando la nazione ha le mani su questa tecnologia non penso che se la va a dividere con me o il mio vicino di casa, ecco. Questo ti voglio dire. Sono d'accordo con te, Salvatore. Non so se sei d'accordo, Alfredo. Sì. Io ti ripeto con un poco. Va bene. Ti ringrazio molto, Salvatore. Buona giornata. Grazie a te, Alfredo. Grazie, ci sentiamo. Grazie. Molto volentieri. Allora, proprio a proposito di politici, sul Corriere di Romagna, il 14, quindi il giorno prima di Ferragosto, un articolo interessante. Mirra, che è l'assessore provinciale oramai non esiste più la provincia, ma comunque era l'assessore provinciale di Rimini, l'assessore ai trasporti Vincenzo Mirra, dice: ho visto un'astronave aliena, grande come un camion di acciaio e vetro. Il giornale ovviamente lo sfotte e scrive: l'assessore alla mobilità della provincia che non c'è più, ieri mattina ha affidato a Facebook l'emozione dell'incontro ravvicinato del terzo tipo, ha avvistato un UFO, a lei la sparata grossa, invece tutto vero, scrive sempre il Corriere di Romagna, edizione di Rimini. Al telefono conferma: questa notte alle 3:47 precise ero sul terrazzo di casa mia per rinfrescarmi, abito al secondo piano, dopo aver visto un paio di stelle cadenti lassù in cielo oltre i palazzi alti 6 o 7 piani, ho visto quell'oggetto volante non identificato. Com'era? Grande come un camion. Stavo guardando verso est e l'UFO, a forma di triangolo con carena, ha attraversato il cielo in un paio di secondi. Volava a un'altezza di circa 1000 metri da sud a nord sopra il profilo dei palazzi di fronte al mio terrazzo. Non emetteva alcun rumore, non presentava nessuna luce, il colore era simile a uno specchio grigio che rifletteva le luci sottostanti. Come se fosse di acciaio e di vetro, non aveva luci proprie e rifletteva quello che c'era al di sotto. E il giornalista chiede: lo sa adesso cosa le diranno? Non importa, sono rimasto a bocca aperta, mi ha molto colpito quello che ho visto, e agosto capita di vedere fantasmi e UFO, io ho visto un UFO, succede. Così l'assessore ai trasporti della provincia di Rimini Vincenzo Mirra. Il giorno prima di Ferragosto poi sono usciti altri articoli tutti sfotenti, è scoppiata una polemica tremenda, l'hanno paragonato a Chicken Little, dicendo che come il pulcino di Chicken Little Vincenzo Mirra, che è tra l'altro un politico dell'UDC, è pronto ad affrontare la scalata dello scetticismo di chi non crede a priori. Grande polemica. Mi chiedo, ma insomma, anche la gente si lamentano che la politica non si interessa di UFO, poi quando un politico se ne interessa, vuole fare un'interrogazione parlamentare o magari ha visto un UFO, ecco che tutti gli saltano addosso a seconda del colore politico, lo sfottono e lo prendono in giro. Saranno misteri del Ferragosto, ci sono stati diversi avvistamenti in questo periodo. Noi siamo collegati telefonicamente con il traduttore delle Sacre Scritture Mauro Biglino. Ciao Mauro. Ciao Alfredo, buongiorno a tutti. Ecco Mauro, con te voglio toccare però un altro enigma ferragostano, perché a Ferragosto si arrostisce la carne e... Vero, sì. Ma non è cosa nuova questa, eh? Non è cosa nuova, non è cosa nuova. Diciamo che, per fare una battuta, nel giorno di Ferragosto gli Elohim sono molto contenti. Ovviamente quando dico Elohim intendo insomma quei personaggi della Bibbia che poi sono stati trasformati in Dio, ecco, insomma, che amavano molto sentire l'odore della carne bruciata, ecco, questo sì, certamente, ed è una cosa che richiedevano costantemente. Non so, basta leggere il libro dei numeri, il capitolo 28 e 29, dove si dice che Yahweh appunto chiedeva continuamente che gli bruciassero del grasso animale, così come lo chiede nel libro del Levitico, dove descrive esattamente, tra l'altro, il grasso animale che voleva che gli fosse bruciato, e lì c'è scritto appunto che l'odore di quel grasso bruciato lo calmava, no? È scritto più volte nei capitoli 28 e 29 del libro dei numeri, è scritto, se non ricordo male, almeno 10 o 11 volte.
Cioè si e pippavano quindi, diciamo, ieri deve essere stata una giornata piacevole per gli Elohim, ecco. Ma fammi capire, cioè si pippavano con l'odore della carne bruciata, detto proprio. Sì, guarda, io da quando ho cominciato a scriverlo nei libri, a documentare appunto che cosa c'è letteralmente scritto nella Bibbia, ho ricevuto, adesso siamo già a 3, ma ho ricevuto peraltro senza chiederli, una serie di studi che mi sono stati mandati da dei medici e da un dottore in scienze naturali, che spiegano le proprietà veramente calmanti e rilassanti di quel fumo e di quelle particolari sostanze, perché quando Yahweh diceva che voleva la parte del grasso che copre i visceri, quella che sta sopra i reni, e sappiamo che lì ci sono le glandole surrenali che producono un certo tipo di ormoni, eccetera, e beh, allora questi medici che mi hanno mandato degli studi molto articolati, uno l'avevo già pubblicato, altri li pubblicherò nei prossimi libri, dove si dice chiaramente che diciamo quel fumo in sostanza è pieno di sostanze che dal punto di vista molecolare sono un po' come delle endorfine, cioè che sono quelle sostanze che il nostro cervello ci fa produrre quando siamo sotto stress e quindi hanno effettivamente questa proprietà calmante. E la cosa interessante è, per esempio, uno di questi medici, una dottoressa, mi ha scritto che è uno dei migliori sistemi, lei l'ha definito proprio così, di biodoping, cioè quindi di, come dire, dopaggio, quindi di assunzione di sostanze che in questo caso hanno però proprietà calmanti rilassanti. Tra l'altro una cosa interessante è che questa roba qui, che appare strana ovviamente, no? Perché è chiaramente scritta nella Bibbia, ma si ritrova anche in moltissime altre culture. Per esempio nell'Iliade e nell'Odissea, più di 30 volte c'è scritto che il corrispettivo greco degli Elohim, cioè quelli che lì sono chiamati Theoi, volevano esattamente la stessa cosa, cioè volevano che certa parte del grasso venisse bruciato per produrre del fumo che loro dovevano usare. Ora, se tu pensi che nella Bibbia c'è scritto che Yahweh aveva dato ordine, dovevano essere uccisi 2 animali al giorno, uno al mattino e uno alla sera, perché nella sua dimora ci fosse sempre presente questo fumo del grasso bruciato. Ora capisci, fanno più di 700 animali all'anno uccisi, no? Sotto suo espresso comando, insomma, per sua espressa richiesta. Tu sai che stai parlando con un animalista, quindi sai che piacere mi faccia questa cosa. Allora, Silvano ci scrive: viva le costine bruciacchiate. Ecco, ma allora, diciamolo fuori dai denti, questi Elohim, che molto probabilmente erano in realtà dei visitatori spaziali divinizzati, scambiati per divinità, o comunque, insomma, ora ce le presentano come divinità, in realtà facevano cose che erano da esseri umani, in carne e ossa. Assolutamente, assolutamente. Questo era soltanto uno degli aspetti, no? Perché poi sappiamo che mangiavano, bevevano. Per esempio nel libro dei numeri che ho citato prima, nel capitolo 28, c'è uno dei tanti passi in cui Yahweh appunto dà l'indicazione di bruciargli questo grasso, eccetera, ma poi in più uno, quando fa l'elenco delle, diciamo così, delle festività che bisogna celebrare nell'anno, lui lì chiaramente dice, ma non soltanto lì, molti altri passi, dice che durante queste festività bisognava, insomma, preparare per lui delle bevande, e la traduzione che viene fatta è una traduzione giusta, inebrianti. Ora, inebrianti significa ubriacanti, e tant'è che la radice ebraica proprio etimologicamente significa ubriacarsi, essere ubriachi e anche dire frasi senza senso, cioè dà proprio l'indicazione chiara che durante queste feste ci doveva essere quel fumo che aveva questo effetto, diciamo così, rilassante e calmante, in più ci dovevano essere sempre sostanze alcoliche a disposizione che lui doveva bere. Questo però non riguarda soltanto Yahweh, voglio dire, la presenza di sostanze alcoliche, quindi il piacere di inebriarsi, di ubriacarsi, valeva, come dire, per le cosiddette divinità di varie culture. Quindi ce l'abbiamo nella Bibbia, ce l'abbiamo nei testi greci, ce l'abbiamo nei testi orientali, cioè questi qui ovunque fossero, ovunque andassero, insomma, amavano concedersi certe cose che sono tipici piaceri della vita, molto 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 concreti, molto 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 umani. Ma insomma, qui fumo, bere, altro che messa, era un rave party. Sì, esatto.
Esattamente, erano insomma situazioni nelle quali appunto questi qui insomma se la godevano, ecco, diciamo proprio così. Alla faccia dei puri spiriti. Senti, ma una cosa che mi colpisce è il fatto di queste endorfine che appunto sono calmanti, perché per chi ci crede, ma c'è una letteratura molto vasta sui rapimenti UFO, anche quella va presa con le pinze, eccetera, però tanti studiosi hanno notato che nel caso dei rapiti dagli alieni, oggi li chiamiamo alieni, magari all'epoca li chiamavano Elohim, c'è un aumento della serotonina nel sangue, che ha una funzione calmante, per cui la cavia umana si fa fare qualunque cosa. Cioè, mi sembra che certe cose poi ritornino sempre. Sì, esatto, guarda, l'importante è, come sempre, no? Come ci diciamo spesso, è avere la mente aperta, non chiuderla a priori. Un po' sentivo un attimo fa, no, che tu dicevi giustamente, ma se i politici non si interessano degli UFO, vabbè, ci lamentiamo. Se un politico invece si interessa di un UFO, allora immediatamente viene attaccato. Ecco, allora bisogna avere semplicemente la mente aperta, perché per mantenere aperta la possibilità che certe cose concrete siano vere. Tutto lì, basta avere la mente aperta e verificare. Non si tratta di credere, si tratta di dire vabbè, allora facciamo finta che sia possibile, ce lo raccontano questi, ce lo raccontano quelli, troviamo conferme, troviamo delle corrispondenze, e voglio dire, a forza di trovare di queste corrispondenze, di queste conferme, eccetera, alla fine magari qualcosa di più concreto viene fuori, qualcosa di più concreto lo veniamo a sapere, qualcosa di più concreto lo veniamo a scoprire. Se invece manteniamo sempre la mente chiusa e diciamo no, non è possibile, allora rimaniamo dove siamo, insomma, ecco. Infatti, no, anche perché sennò è una risposta superstiziosa, se non andiamo sempre oltre quel velo e accettiamo. Esattamente. Cioè, voglio dire, abbiamo talmente tanti popoli che ci raccontano le stesse cose, cioè tu capisci quanto sia difficile, no? Pensare che gli autori biblici già intanto per parlare del loro Dio si siano inventati chi amava annusare quel fumo. Allora come fa uno a inventarsi un Dio, o comunque a parlare di un suo Dio, e per presentarlo, per glorificarlo, dice che questo qui amava, uno, ubriacarsi, due, annusare il fumo del grasso bruciato. Bene, a nessuno viene in mente di inventarsi una roba del genere. Ma se per un attimo vogliamo pensare che gli autori biblici fossero così pazzi, diciamo, da inventarsi una roba del genere, allora dobbiamo dirlo che erano pazzi anche gli autori omerici, perché hanno inventato la stessa cosa, erano pazzi gli autori delle scritture orientali, perché anche lì si trovano gli stessi riferimenti, erano pazzi gli autori di chi ha scritto il Popol Vuh dei Maya, perché anche lì si trovano le stesse indicazioni. Allora voglio dire, se noi abbiamo le stesse indicazioni, le abbiamo in Centro Sud America, le abbiamo in Medio Oriente, le abbiamo nella Grecia, le abbiamo in India, ma perché dobbiamo dire sono tutte balle? Voglio dire, hanno tutti inventato la stessa balla, che già di per sé sarebbe strano pensare che l'abbia inventato un popolo solo. Se poi pensiamo che l'hanno inventato popoli distribuiti su tutto il pianeta, insomma, allora direi che è sufficiente avere la mente minimamente aperta per dire andiamo a verificare, perché magari c'è un fondo di verità. Sì, perché non si capisce in che modo uno avrebbe copiato dagli altri, non c'erano queste comunicazioni. No, questo è impossibile. Senti, è chiaro che tutti hanno raccontato cose che hanno visto. Appunto. Senti, tu fra i tanti libri ne hai scritto uno, La Bibbia non è un libro sacro, pubblicato da Uno Edizioni. E allora perché si giura sulla Bibbia? Si giura sulla Bibbia perché è stato fatto diventare un libro che ufficialmente parlerebbe di Dio, ma in realtà la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia parla degli Elohim, il che non vuol dire, ripeto sempre perché qui bisogna stare molto attenti, il che non vuol dire che Dio non esiste, vuol dire che quel libro non ne parla, punto, cioè che quel libro è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia, e se noi leggiamo la Bibbia appunto con mente serena, cioè la leggiamo con lo stesso atteggiamento col quale leggiamo l'Iliade e l'Odissea, ci accorgiamo che stanno raccontando le stesse cose. Poi per fortuna mai a nessuno è venuto in mente di creare una religione sull'Iliade e sull'Odissea, ma ti posso assicurare, Alfredo, che se noi prendessimo le categorie, le chiavi di lettura, quello che si dice le categorie esegetiche, no? Quindi interpretative dei teologi, cioè che si applicano alla Bibbia, bene, le applicassimo alle stesse situazioni, cioè ai racconti simili che si trovano nell'Iliade dell'Odissea, ti garantisco, quindi non so, ciò che i teologi dicono degli Elohim noi lo applichiamo pari pari ai Teoi,
cioè quindi i cosiddetti dei omerici. Ciò che i teologi appunto applicano alle visioni dei carri celesti nella Bibbia, le applichiamo alle visioni dei carri degli dei nell'Iliade e dell'Odissea. Cioè, se facciamo una semplice trasposizione di quei sistemi di interpretazione, ti assicuro che dall'Iliade e all'Odissea viene fuori una religione esattamente uguale a quella che è stata fatta venire fuori dalla Bibbia. Senti, stavo pensando una cosa, che ovviamente la Chiesa non gradirà questa tua interpretazione, tant'è che non lavori più per loro. Mi hai fatto venire in mente il mistero buffo. Mi hai fatto venire in mente il mistero buffo di Dario Fo, in cui c'è una scena che vede Papa Bonifacio VIII, tutto ingioiellato, ben vestito, eccetera, che incontra Cristo che sta andando sulla croce, e Cristo gli chiede: tu chi sei? E lui dice: sono il Papa, ti ricordi il Papa, no? Quando hai detto il Papa? Non l'hai mai detto? Ecco, no, mi viene da pensare, se per assurdo, insomma, esatto, proprio così. Ecco, se dovesse tornare Cristo sulla terra, mi sa che poi se prende l'Antico Testamento uguale. Sì. E allora lo capisco. Di nuovo. Fa la stessa battuta. Sì, fa la stessa battuta, sì. Allora capisco perché la Chiesa. Ecco perché la Chiesa non digerisce questa interpretazione. No, è chiaro. È chiaro. Ecco perché mi si dice da un po' di anni, insomma, da quando ho cominciato a parlare apertamente, che queste letture letterali non le devo assolutamente fare. È ovvio, perché poi la gente capisce. Ma allora, so che tu all'inizio, quando traducevi, ho visto i tuoi libri, insomma, erano anche firmati da autorevoli esponenti ecclesiastici, quindi all'epoca certo non dicevi le cose scottanti. In uno dei miei volumi siamo presenti io e Monsignor Ravasi in contemporanea. Quindi all'epoca non avevano nulla da ridire? No. Nel senso, anche perché tu sai, quando lavori per una grande casa editrice, soprattutto poi in quell'ambito, io consegnavo le mie traduzioni e dopodiché ovviamente che diciamo la redazione interna ci faceva come dire il suo lavoro di rilettura. Ecco, questo è normale, lo sappiamo che succede con tutte le grandi case editrici. Altra cosa era quando dal 2010 mi sono messo a raccontare per conto mio indipendentemente, senza più passare attraverso nessun filtro. Ecco, ma fammi capire, perché la domanda che si fanno tutti è: ma come mai Biglino se ne è accorto e gli altri non se ne sono accorti? Cioè, quando tu facevi se ne sono accorti. Cioè, la differenza sta soltanto in una cosa, nell'avere, io la definisco l'incoscienza di parlarne, perché mi accorgo che è incoscienza, non è coraggio. E quindi la differenza è solo quella, perché guarda, io non ho scoperto nulla, le cose che so io le sanno un sacco di gente. Un conto è che se tu hai costruito tutta una tua carriera accademica sulla base di certe cose, insomma ci stai lì tranquillo, no? Cioè, è chiaro, io li capisco pure, perché anche tu sai bene in questi anni a che cosa sono sottoposto, e quindi capisco pure quelli che sanno e stanno zitti perché si fanno la loro vita tranquilla. Io nel 2010 ho perso subito il lavoro da traduttore, quindi quel che dovevo perdere l'ho perso e adesso vado avanti per conto mio in assoluta totale libertà. Ma penso che comunque, stavo pensando, cioè, mi immagino il Papa, che ne so, in Corea, che dice: signori, abbiamo sbagliato tutto nella traduzione, diciamo dell'Antico Testamento, così salviamo capre e cavoli. Sì, esatto, parliamo sempre di quello. Sì, domani il Vaticano non ci sarebbe più, insomma, è inutile che ci giriamo attorno. No, certo, è ovvio. Ma, e quindi ma fammi capire, quando tu all'inizio, quelli che sanno tacciano. Certo, ma quando tu all'inizio traducevi, immagino che i testi che hai fatto poi anche con Monsignor Ravasi siano in linea, insomma, non credo che tu parli di alieni. Cioè, quando ti sei accorto che... No, esatto, io semplicemente io traduco ciò che c'è scritto, ma per esempio, ecco, per dire, in quei testi lì il termine Elohim non veniva mai tradotto, cioè se uno legge quei testi lì vede che il termine Elohim viene traslitterato, cioè anche in italiano c'è scritto Elohim. Sì. E proprio perché tradurlo con Dio è veramente una cosa, un comportamento, una scelta assolutamente artificiosa e priva di giustificazione. E quindi anche lì c'è scritto Elohim. E quando i verbi sono al plurale, in quei testi lì i verbi rimangono al plurale. Se tu prendi gli stessi passi invece fatti nella Bibbia per le famiglie, perché quelle Bibbie lì sono le Bibbie, quelle su cui lavoravo io, quei testi lì sono quelli che vanno nelle biblioteche delle facoltà di teologia, degli istituti universitari, eccetera, e quindi lì ovviamente il plurale rimane plurale. Ma se tu prendi gli stessi passi e li controlli nelle Bibbie invece che sono distribuite per le famiglie, vedrai che in moltissimi casi i verbi al plurale, cioè collegati al termine Elohim che è plurale, vengono tradotti al singolare, cioè Elohim diventa Dio e il verbo diventa singolare.
Senti, allora, siccome così, c'è anche c'è Silvano che ci scrive: ho preso il libro, la Bibbia non è un libro sacro, se non conosci la Bibbia l'è dura. Mi sa che poi in realtà poi è tutto lì l'inghippo, perché nessun cristiano, è tutto lì. nessuno legge la Bibbia. È tutto lì, cioè nel senso che la gente non legge la Bibbia. Infatti. Con attenzione, con un po' di calma, esattamente. Infatti. Ok? Sì, senti, ma un'altra considerazione: secondo te ci potrà essere un giorno in cui certe cose verranno comunque ammesse? Ora mi viene in mente Papa Wojtyła che alla fine ha chiesto scusa. È inevitabile. È inevitabile perché non possono più tenere sotto controllo l'informazione per tanti anni. E queste cose qui diventano sempre più evidenti, se ne parla sempre con maggiore libertà, nonostante le resistenze, nonostante i tentativi ovviamente insomma, di far passare per idiota chi scrive queste cose, ma è inevitabile. Nei prossimi anni cominceranno a raccontare un po' di storia diversa. Sai, quando la Chiesa comincia a dire l'alieno è mio fratello, se gli alieni arrivassero qui dovremmo pensare al battesimo, insomma, cioè capisci che sono delle cose che 15-20 anni fa non avrebbero mai detto. Invece dal 2008 in avanti hanno cominciato a fare tutta una serie di affermazioni e sono degli inizi di apertura. È chiaro che lo devono fare con molta calma, ma la strada è quella lì. Senti, ma quando anche, ok, va bene, venisse appurato che nell'Antico Testamento non si parla di Dio ma si parla degli alieni, questo toglierebbe qualcosa all'esistenza di un Dio? No, assolutamente no, perché a questo punto si sposta solo indietro un gradino, no? Che uno dice, ma allora gli alieni chi li ha creati? Benissimo, non c'è problema. Cioè, voglio dire, per l'uomo di fede continua a averli creati Dio, ci mancherebbe, non cambia assolutamente nulla, si sposta solo un gradino. Io, come tu sai, io mi occupo della Bibbia, cioè dell'Antico Testamento, non mi occupo di Dio, mi occupo dell'Antico Testamento e dico che l'Antico Testamento non parla di Dio, ma parla di quelli lì. Dopodiché la domanda è, ma allora chi ha fatto quelli lì? Beh, qui risponde la fede, io ovviamente di fede non mi occupo. E allora senti, fra la versione della Bibbia tradizionale del Vaticano e la versione di Biglino, forse non è una questione teologica di dottrina, ma per quanto riguarda la Chiesa, sulle responsabilità di chi per 2000 anni è stato l'unico artefice. Esatto. Ma difatti vedrai che nei prossimi anni, quando poi cioè queste aperture che hanno iniziato nel 2008 diventeranno più concrete, un pochettino più esplicite, vedrai che la teologia sarà questa, cioè Dio, continua a essere il creatore dei cieli e della terra, le leggi morali che lui ha dato continuano a essere le leggi che lui ha dato. Diciamo che si comincerà a dire che la Bibbia racconta una fase intermedia, una fase intermedia tra Dio e gli uomini, che è la presenza di quelli che per carità nel disegno provvidenziale suo possono benissimo essere individui che lui ha previsto e che, non so, sono venuti qui per aiutare l'uomo nel suo processo di evoluzione, non c'è nessun problema. L'importante secondo me è arrivare a dire che cosa racconta veramente l'Antico Testamento. Ho capito. Altrimenti in alternativa faremo anche noi la fine della carne di Ferragosto sulla graticola. Perfetto, esatto, bruciacchiati. Va bene. E allora io voglio consigliare il libro di Biglino, la Bibbia non è un libro sacro, della Uno Editore. Grazie Mauro. Grazie a te, buon ascolto a tutti, ciao, buona festa, ciao. Grazie, e in linea alla regia. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo.
E rieccoci in diretta. E allora devo dire che va bene, questa è Padania Misteriosa, ma a volte noi siamo profetici, perché che cosa vi avevo detto a proposito degli sbarchi che continuano, che prima o poi, insomma, abbiamo già dato il nostro lavoro, adesso ci chiederanno di dare le case, un giorno magari ci chiederanno di dare anche le figlie, perché non si arresta l'emergenza clandestini, così come non si parla più della questione Ebola, è passata tranquillamente in secondo ordine, che volete, ci sono le ferie, c'è Ferragosto, eccetera eccetera, ma la notizia è veramente allarmante. Noi siamo collegati telefonicamente con il capogruppo del Carroccio in Regione Lombardia, Massimiliano Romeo. Ciao Max. Ciao Alfredo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera, buona Padania a tutti. Ecco, buona Padania, speriamo, perché io un tempo lo dicevo come battuta, prima o poi finiranno col sequestrarci le case per dargli agli extra, sembra che qua qualcuno lo stia pensando veramente. Che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che abbiamo purtroppo visto una lettera che il prefetto di Monza, una certa dottoressa Vilasi, ha scritto a tutti i sindaci di Monza e della Brianza, chiedendo di cercare di fare un monitoraggio sul territorio per recuperare il più possibile, invitare, diciamo così, i cittadini a far sì che le case sfitte vengano date a questi clandestini. Loro li chiamano migranti, profughi, ma sappiamo che sono dei clandestini, che poi naturalmente chi le darà naturalmente in locazione poi verrà ovviamente pagato, quindi diciamo così, la locazione verrà pagata da delle cooperative che nel frattempo si sono iscritte, hanno partecipato, diciamo così, sono convenzionate, ecco, questa è la parola più giusta, con il Ministero dell'Interno. Quindi ci penseranno loro a pagare, che poi chiaramente convenzionati con il Ministero dell'Interno, Alfredo lo sai bene, che è lo Stato che pagherà queste cooperative per far sì che loro paghino poi questi alloggi sfitti. Insomma, la cosa un po' clamorosa e scandalosa è che la nostra gente rischia davvero di essere sfrattata perché non ha più le disponibilità economiche, e lo Stato garantisce per i clandestini. Ma fammi un po' capire, perché sta cosa mi fa venire in mente lo stalinismo, insomma l'epoca sovietica, cioè a un certo momento uno ha una casa sfitta, che magari la tiene sfitta per i cavoli suoi, la casa è sua, eccetera eccetera, ecco che si mette in mezzo lo Stato attraverso i prefetti e ti impone, perché poi dice a uno, siccome la gente non vorrà affittare a tutte queste brave persone che arrivano qui così, ti imporrà, magari ventilando multe o tasse, di affittarle. Adesso il meccanismo ovviamente adesso non lo conosciamo nel dettaglio, quel che è certo che penso che non valga solo per Monza e la Brianza, perché queste sono delle circolari che arrivano dal Ministero dell'Interno, e quindi saranno tutti i prefetti un po' di tutto il nord, penso in tutto il paese, che invitano i sindaci a trovare delle persone che siano disposte, ovviamente, che magari sono proprietari di appartamenti sfitti, a darli a queste persone. Tra l'altro poi a quanto pare ci sono dei programmi che sono convenzionati sempre con il Ministero dell'Interno, dove oltre all'alloggio e al vitto, perché ovviamente sul vitto lo sappiamo già, abbiamo denunciato più volte i 36 euro al giorno e via dicendo, ma verranno fatti anche corsi di lingua, verranno fatti percorsi di integrazione, verrà data un'assistenza legale per far sì che queste persone possano, come si può dire, diciamo così, espletare tutte le pratiche per il riconoscimento dello status di profugo e via dicendo. Quello che qualche giorno fa, Alfredo, abbiamo detto, denunciando che dal fenomeno dell'immigrazione clandestina c'è dietro il fenomeno, c'è un grandissimo business dove ci sono cooperative, avvocati, gente che ci guadagna, quindi dietro la parola solidarietà, tanto bella da dire, in realtà si nasconde poi dietro un grande business e grandi affari per alcune persone in questo paese, pur essendo, oltre a quelli legate alla criminalità organizzata che abbiamo denunciato tante volte, ci sono anche degli affari che, seppur legali, in realtà alla fine, capito, sulla pelle degli altri c'è qualcuno che ci guadagna in questo paese. Purtroppo è sempre stato così. L'abbiamo denunciato solo noi della Lega, tra l'altro. Ecco, sulla pelle degli altri. Intanto possiamo anche aprire le nostre linee telefoniche allo 0266203529. Max, però insomma questa mattina Alfano si faceva bello dicendo Mare Nostrum fino a ottobre, poi basta, quindi sembrava che il governo poi se ne disinteressasse. Ecco che arriva il suppostone per gli italiani e per i padani, perché io qui leggo questa lettera: il prefetto invita ad adottare iniziative per sensibilizzare i cittadini a offrire in locazione appartamenti sfitti per ospitare i migranti in arrivo. Cioè, dico, deciderò io se voglio affittare o meno, io non ho case, però insomma.
Sì, questo sicuramente. Poi tu sai bene che, come dicevamo prima, è una cosa veramente scandalosa. Cioè, siamo arrivati, io l'ho definita, pazzesca, ognuno poi può usare l'aggettivo che meglio preferisce, però davvero è scandaloso che abbiamo tantissimi cittadini, e lo sappiamo, che si recano in comune perché sfrattati dalle loro abitazioni, ovviamente con contratti di locazione privati, che però, tu sai, non paghi, magari non hanno più soldi per arrivare a fine mese, non riescono a pagare l'affitto e gli mandano ovviamente allo sfratto. Con rischio dello sfratto arrivano in comune, chiedono al comune se c'è una casa popolare, le case popolari non ci sono, perché sappiamo bene lì già se ci sono gli extracomunitari un po' che le fanno da padroni, o comunque ti rispondono mi spiace, c'è una graduatoria lunghissima, e alla fine invece arrivano questi clandestini qua, a cui naturalmente offriamo, perché chi paga siamo sempre noi, lo Stato paga le cooperative pagheranno ovviamente i vari proprietari di questi immobili stitti, e alla fine per loro chissà perché c'è qualcuno che garantisce vitto, alloggio, assistenza legale, tutto. Poi immaginatevi voi quanti nostri cittadini che sono in difficoltà, che hanno dei tetti soldi per tirare a fine mese, di fronte a una notizia del genere come possono reagire? Cioè, qui purtroppo si scatenerà sì il razzismo, verrà fuori davvero sì il razzismo, perché se queste sono le condizioni è chiaro che poi un cittadino dice ma come, io sono qui da una vita, pago le tasse, adesso mi trovo perché ho perso il lavoro, sono in cassa integrazione, sono in difficoltà a essere qui che non ho i soldi per pagarmi l'affitto, arrivano questi, a loro date tutto, che arrivano non si sa dove, non si sa che documenti abbiano, sono clandestini, non si sa da che paese arrivano o meno, gli date tutto. E a noi che siamo qua che chiediamo qualcosa, la risposta è mi spiace, non ci sono soldi. Questo secondo te, Alfredo, che cosa potrà generare? Faccio la domanda a te, che sei una persona, intelligente, ma comunque insomma, che anche se non conosci, nel senso, tutti i dettagli di tutte le questioni, però riesci ad arrivare ad una definizione, a capire, no? Il cittadino può capire, di fronte a questo cosa può accadere? Tanta fratellanza e amore universale, mettiamola così. Max, ci sono 2 telefonate per te. Pronto? Sì, sentiamo. Pronto? Buongiorno, ci dica. Pronto, buongiorno. Senta, io sono Andrea dalla provincia di Como. Sì. Io vorrei dire un mio pensiero. Dunque, io sono convinta che queste cose non finiranno mai in questo senso, perché i nostri politici che sono su seduti bene sulla sedia se ne sbattono allegramente. Allora il mio pensiero sarebbe di fare spaventare questi politici, cioè andare giù in massa, tirarli giù dalle loro sedie, dargli una bella ripassata. Vedrete che le cose cambieranno in tutti i sensi. Finché noi andiamo avanti così non cambierà mai niente, mai. E poi scusi, un'altra cosa vorrei dire. Maroni è presidente della Lombardia, ma perché non mettiamo noi delle frontiere e non facciamo passare più nessuno? Cioè, volendo queste cose si possono fare, manca la buona volontà di farle, capisci? Le rispondiamo, ma prima sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Paolo. Sì, dici Paolo. Allora, intanto volevo dire, si è capito palesemente che l'atteggiamento di Renzi è fallito, lo sta già dimostrando a tutti i sensi, ha già perso anche Del Rio, che Del Rio ha detto che gli 80 euro si aspettava che ci fosse una risoluzione migliore. Però come diceva io dico, quindi adesso vuole attaccare il titolo quinto per recuperare i soldi delle province, dei comuni e delle regioni. Non lo dicono, però ormai si sa che è questo. Io chiedo, cerchiamo di organizzarci, come si può fare anche una protesta fiscale, anche qualche cosa che purtroppo la gente, come dice la signora, sappiamo benissimo che la gente non esce da casa, non va a manifestare, perché ormai non si partecipa neanche agli scioperi sul lavoro, per cui immaginiamoci se uno va a manifestare per una cosa che non riesce, diciamo che non inquadra bene. Però chiedo, come si potrebbe fare? Cerchiamo di organizzarci per magari anche una protesta fiscale, un qualche cosa, perché l'articolo della Costituzione dice che le tasse che devono essere pagate in maniera proporzionale. Invece le tasse sulla casa non sono in maniera proporzionale, sono delle gabelle che vengono messe se tu sei proprietario o meno. Quindi potrei guadagnare 500 euro ma avere una villa e le ho già pagate le tasse. E automaticamente la villa non mi rende niente perché ci abito io, per cui automaticamente non ho un'entrata. Ecco,
È questo che è importante, che la Costituzione lo prevede, l'articolo dice appunto, mi pare il 48, il 53 della Costituzione del titolo quinto dice appunto che le tasse devono essere pagate in base al valore degli immobili, cioè da quello che uno guadagna. Sì, ascolto per radio, grazie. Grazie, salve. Max? Ma intanto alla signora di Como dire che bisogna andare a prendere i politici, sì, quello sì, però gli avete dato anche il 40% a certi politici che oggi sono seduti su certe poltrone. Appunto. Alla fine a Renzi gli avete dato il 40%, il 40% l'hanno preso anche in Lombardia, in Veneto, in Piemonte. Se quando la gente va a votare vota in modo sbagliato, poi dopo è troppo comodo dire adesso andiamo a prendere tutti questi politici. Sì, andate a prenderli, li avete votati, andate a prenderli. Noi della Lega, quando eravamo al governo e ce ne avete detto di tutti i colori, queste cose con noi non accadevano, siamo chiari, anzi con Maroni mi sembra che i flussi migratori fossero stati fermati, bloccati, insomma, quindi si è cercato in tutti i modi di gestire le cose con buon senso. Qui invece ormai mi sembra di essere entrati nell'ordinaria follia. Questo è chiaro. Poi da un punto di vista pratico, mettere le frontiere, Maroni come fa a mettere le frontiere? Non è che uno non vuole farlo, basta la volontà di farlo. Come facciamo a mettere le frontiere in Lombardia? Cosa facciamo? Costruiamo un muro tutto intorno ai confini della Lombardia? Cioè, mi sembra una roba un po' complicata, no? Anche se magari può suscitare insomma la grande muraglia, non si può fare, però Max, una cosa, però tutte le volte che voi in Consiglio regionale cercate l'escamotage per evitare queste invasioni in Lombardia, ricordiamolo che c'è la sinistra, c'è Ambrosoli che è anche avvocato eccetera, si scatenano anche legalmente contro di voi. Certo, basta pensare solamente all'assistenza per esempio sui pediatri, cioè l'assistenza pediatrica per i bambini che sono clandestini. Lì hanno presentato una denuncia, ovviamente questi avvocati, questi amici di Ambrosoli, e alla fine ci è arrivato l'intimazione di dire guardate che dovete per forza provvedere, e noi chiaramente abbiamo trovato poi con una delibera, siamo stati obbligati sostanzialmente ad adoperarci in quella direzione. Cioè, purtroppo arrivano queste denunce, ma non solo, cioè, poi Maroni, Lombardia, tutti insieme noi siamo stati completamente esclusi da questa operazione sui profughi, no? Non ci hanno coinvolto, anzi la Lombardia e il Veneto avevano detto guardate che noi non intendiamo spendere soldi nostri per aiutare queste persone, no? Cerchiamo invece di trovare, Stato, governo, sei tu che dici che vuoi accogliermi, cos'è? E poi ci fai pagare noi il conto. C'è stato un vero scontro da questo punto di vista tra noi, tra la regione Lombardia e il governo. Che queste cose qui sono tutte decise dal governo, i prefetti sono i rappresentanti del territorio che eseguono gli ordini che arrivano dal governo. Quindi questi scrivono ai sindaci, io spero, mi auguro che i nostri sindaci gli rispondano, ne sono certo, gli rispondano magari non con una parolaccia perché ovviamente sono rappresentanti istituzionali, però gli facciano capire di cambiare aria, perché i nostri sindaci non eseguano e non facciano nulla di tutto quello che i vari prefetti gli diranno di fare su questo tema. Cioè, ci manca solo, se abbiamo degli appartamenti sfitti, dobbiamo aiutare qualcuno, aiutiamo prima la nostra gente. Cosa vuol dire aiutare queste persone qua che non sappiamo neanche da dove arrivano, non hanno i documenti, non sappiamo se non sono sottoposti a controlli sanitari, non sappiamo, prima parlavi dell'Ebola, della scabbia, della tubercolosi, di altre malattie. Cioè non possiamo andare avanti in queste condizioni. Però qui dire, però facciamo la protesta fiscale, sì, facciamo la protesta fiscale, però poi quando siamo noi della Lega, tutti in piazza, andiamo, facciamo le proteste, ci ritroviamo sempre io, te, Alfredo, poi c'è Salvini ovviamente, ci sono i vari militanti, così, e poi dalla gente comune non viene nessuno. Cioè, io non riesco a capire come faccia la gente a non ribellarsi davanti a queste situazioni, davanti a queste notizie. Come facciano a non ribellarsi? Dovrebbero farlo dovrebbero andare in piazza, senza bisogno che la Lega dica andiamo in piazza. Andateci voi, se non ci volete seguire perché dite che poi sennò dopo diventate leghisti o siete di parte, andate voi a incazzarvi in piazza, però andateci. Infatti, poi la protesta fiscale serve a poco quando i sindaci comunisti un pisapia a caso te ne fanno venire a migliaia. Sentiamo altre telefonate, pronto? Pronto? Sono in diretta. Sì, buongiorno. Sì, ci dica. Sono io di Verona comunque. Io sono sempre dell'idea che prima bisogna aiutare la nostra gente, e per far questo, ragazzi, dobbiamo andare in piazza,
dobbiamo organizzare un qualcosa di serio, andare giù a Roma e prendere questi politicanti, fargli capire che il nord è potente. Noi del nord dobbiamo andare in piazza. Padania bella libera sempre comunque. Grazie Ivo, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Lissoni, buongiorno Massimiliano, io sono Mauro da Reggio Emilia. Sì. Ascolta, questa situazione che si è venuta a creare, dal mio punto di vista, io penso che porterà dei guaioni grossi come una casa, perché evidentemente si arriverà a un punto, prendi solo il 43% di giovani disoccupati che sono a casa, frustrati, per cui ci sarà sempre delle teste calde che andranno a confluire in questi gruppi, diciamo, di estrema destra che non hanno nessuna democrazia e niente, e succederanno tante cose tipo tanti piccoli Charles Bronson, no? L'importante è che purtroppo è che noi non ci dobbiamo legare assolutamente a cose del genere, perché questo io penso che sia dovuto al fatto che succederà per forza, perché arrivi a dei limiti in cui la gente perde la testa e dopo salterà fuori un casino indiavolato. Comunque rimaniamone sempre fuori noi. Grazie. Grazie. Un'altra telefonata, poi le risposte di Massimiliano Romeo. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Ciao ragazzi, sono Augusto da Lecco. Sì. Quando sento parlare di certi argomenti ho sempre un senso d'amarezza e di rabbia. Sento parlare di andare a Roma a protestare, ma questi se ne fregano, anche se andiamo in 10 milioni, continueranno a fare quello che vogliono. Purtroppo, da parte dei lombardi, lo dimostra il fatto che anche in Lombardia, come nel Veneto, più del 40% ha votato Renzi. C'è una sorta di servilismo associata anche a una certa stupidità e di ignoranza, nel senso di non conoscenza delle cose. Purtroppo penso che a questo punto il tanto peggio tanto meglio, cioè la gente deve proprio toccare il culo per capire veramente chi difende i suoi interessi e che tiri fuori le palle, comincia a combattere, perché se le avanguardie, quei 4 leghisti che siamo noi, parliamo, ci incazziamo, manifestazioni di aziende, però la gente tutto sommato nel suo piccolo sta ancora bene, non li muoverai mai. Quindi bisogna dargli una scossa e purtroppo, e lo dico veramente con tristezza, tanto peggio, tanto meglio. Comunque Padania libera e ci credo sempre io. Grazie. Beh, adesso vedremo la gente cosa farà quando cominceranno a fotter loro le case. Max? Niente, io cioè nel senso adesso spero che adesso l'ultimo ascoltatore ovviamente insomma può essere condivisibile il suo pensiero, certo tanto peggio tanto meglio, insomma uno non si augura mai che si arrivi poi a una situazione così negativa e che magari la gente riesca a capire un po' prima, cioè che non capisca quando ormai è troppo tardi, perché tanto peggio tanto meglio significa che poi le persone arriverebbero a capire quando ormai purtroppo saremo completamente invasi, anzi saremo sotto qualche califfato anche da queste parti, no? Perché il problema veramente è questo qui, cioè com'è possibile che con tutto quello che sta accadendo. Allora, abbiamo sentito negli ultimi giorni, se uno è meridionale, vive al sud, è residente al sud, la cassa integrazione per lui è più lunga rispetto al lavoratore che vive al nord. Pensate, già questa è un'ingiustizia tremenda. Sui professori arrivano dal sud, scavalcano, quelli del nord che sono lì in graduatoria, erano al primo posto, si ritrovano al 63esimo posto scavalcati da tutti questi qua che arrivano dal meridione. Sugli extracomunitari arrivano tutti qui al nord perché al sud sì, sbarcano al sud, poi arrivano tutti qua a Milano, nel nord, vengono smistate dalle nostre parti, adesso addirittura gli vogliono dare pure le case sfitte. Cioè, ma di fronte a tutto questo, ma la Lega dovrebbe avere l'80% in Lombardia. Appunto. Io lo dico sempre, l'80%, non il 12%. Renzi che fa tutte queste cose col suo governo, c'ha il 40% in Lombardia. Cioè, domandiamo, e i lombardi sono così? O i veneti, alla fine non riusciremo mai, cioè, se la gente non capisce prima che bisogna veramente votare chi difende i propri interessi, non ce la faremo mai a cambiare le cose. Cioè, hanno votato Renzi pensando che era la novità, ma Renzi è espressione del PD, della Margherita, i democristiani, la gente che lì fa sempre le solite cose, aiuterà sempre il sud, gli immigrati, e il nord verrà sempre penalizzato. Cioè, ma perché non la capiscono quella cosa qua? Arriva uno bravo in televisione che fa la battutina pronta,
tutti che gli vanno dietro, ma guardate i programmi, guardate i fatti concreti, guardate quando eravamo al governo noi, i provvedimenti che abbiamo fatto. Certo, avremmo fatto anche degli errori, ma abbiamo fatto anche tante cose positive. È questo il problema vero, cioè qui è inutile menarla. Quando la Lega dice andiamo tutti in piazza, perché Salvini la farà la manifestazione dopo tutto quello che è successo qua sulla questione dell'immigrazione. Alfredo, ti faccio un'altra domanda, so che sono io l'ospite, non dovrei farla a te che sei il conduttore, ma secondo te in quanti ci ritroveremo lì poi a manifestare? Lo so. Tutte quelle persone che parlano, si lamentano, si indignano, andiamo là a Roma, prendiamoli, rovesciamoli dalle poltrone, dove saranno secondo te? Saranno nelle loro case come è sempre fatto, perché quando c'è da parlare sono bravi tutti, quando c'è da fare purtroppo in piazza ci ritroviamo sempre solo noi. È quella, perché se facesse una manifestazione sull'immigrazione clandestina con 2 milioni di persone in piazza, tu vedi qui al nord che vedi che magari qualcosa cambia, ma se alla fine ci ritroviamo sempre noi in 20, 30, 40, 50 mila a seconda delle stime, se le facciamo noi o se le fa diciamo così, la questura, cioè dove andiamo? Col 12% dove andiamo? La gente deve cominciare a svegliarsi una volta per tutte, cioè sono stati lì a guardare le cazzatine, ecco la Lega ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma guardate cosa cavolo vi stanno facendo a voi cittadini senza che ve ne accorgete. E però il gioco è così. Max, il gioco funziona così, no? Distogliere l'attenzione con... Ma certo! Senti, le cazzatine, dai! Senti Max, perché io sto leggendo il testo che tu gentilmente ci hai girato con quella che è di fatto la lettera del... Certo, io ho girato la lettera integrale del prefetto. Che è un capolavoro di dire e non dire, no? Perché a un certo punto, perché uno dice va bene, ma allora... Diciamocela francamente, lo dico io, mi prendo io la responsabilità, questo puzza tanto di esproprio proletario, io ti prendo la casa con la scusa che però per un'emergenza dei poveri profughi di guerra ti verrà pagato però un canone d'affitto. Io leggo, i relativi canoni di affitto sono pattuiti direttamente con i proprietari, quindi vedi che cosa democratica, a prezzo di mercato. A prezzo di mercato cosa vuol dire? Quella cagata dell'ecocanone, cioè 40 euro al mese? E poi mi sfasciano tutta la casa? Certo, perché poi dopo il problema è proprio quello lì che poi bisogna vedere, perché poi dicono che le cooperative garantiscono per eventuali danni. Ma tu sei convinto davvero con questo, che lo Stato garantirà sui danni? Sì, fra 20 anni prendo i soldi? Ma bravo, dai, ma questa qui è un'altra presa in giro, cioè sono tutte cose così tanto per invitare, sai, ci sta dire vabbè dai, no, la casa sfitta, no, piuttosto che avere la sfitta prendo qualcosina, così, capito, cercano di far gola a qualche proprietario di casa, poi dopo cosa succederà? Che questi entrano, quando prenderanno i soldi secondo te questi qua? Perché le cooperative pagano quando lo Stato gli dà i soldi, secondo te quando prenderanno i soldi? Appunto. State attenti cittadini, state attenti, che è un'altra fregatura questa qua, vi fregano, con la scusa della solidarietà, accogliamoli qui, facciamoli di là, pensando, così facendo, di far sì che qualche proprietario possa guadagnare qualcosa. Guardate che poi quei soldi lì non li prendete più, perché lo Stato italiano, sappiamo noi, devono ancora pagare i debiti della pubblica amministrazione di anni, ad aziende che aspettano i soldi da anni, figuriamoci quando vi daranno i soldi a voi se affittate questi appartamenti. Io spero che la gente lo capisca, perché poi ascolta. Senti Max, un'ultima domanda, perché io ho il brutto vizio... Ha ragione Salvini quando si dice, Calfano dice l'Italia campione di solidarietà, e Salvini risponde dicendo campione di coglioneria. Punto. Perché questo è il problema vero, non le capiamo queste cose. Senti, ultima cosa, visto che ho il brutto vizio di leggere con attenzione tutto, anche le lettere, perché in questa lettera del prefetto, e qui vorrei capire, perché in buona sostanza chiedono ai comuni queste ricognizioni di competenza, che significa andare a spiare chi ha la casa occupata, sfitta o meno, per individuare strutture con capienza minima 20 persone, e poi in basso parla di unità immobiliari bi e trilocali, cioè in un trilocale mi vogliono mettere 20 persone? Che è? Certo, è vero, tu che leggi attentamente hai notato anche questo particolare, che effettivamente come fai a mettere 20 persone in un trilocale? Cioè 20 persone cosa vuol dire alla fine lì ammassarle dentro in un... Sì,
dice, non dice, cercano praticamente con le parole in qualche maniera, perché ovviamente non possono scrivere sulla lettera che per metterne dentro 20 bisogna trovare sicuramente qualche appartamento da 200-300 metri quadri, non lo so. Allora cercano un po' con le parole di coprire quello che poi potrebbe essere un'ulteriore indignazione popolare di fronte a quello che... Quindi sai, i prefetti quando scrivono stanno sempre molto attenti, figuriamoci, meri esecutori del potere romano stanno molto attenti a quello che devono scrivere, però il problema è questo qua, che sicuramente se ne devono mettere dentro 20 non puoi metterli dentro in un trilocale. La tua è un'osservazione molto acuta, del resto prima ho detto che sei intelligente mica per caso. Vabbè, insomma. Alfredo, scherziamo anche un po', io dico così per scherziamoci un po', scherziamoci sopra un po', perché davvero qui la situazione è talmente drammatica, in qualche maniera cerchiamo con qualche battuta tra di noi almeno di sdrammatizzarla, perché davvero la situazione è veramente gravissima. Comunque noi partiremo sicuramente facendo dei presidi sul territorio, sicuramente in Brianza partiranno le varie sezioni, andremo sicuramente a scovare se qualcuno affitta questi appartamenti e lì faremo dei presidi perenni. Non dimentichiamoci che nella Bergamasca ce ne sono già diversi che sono attivi di presidi in questa direzione. Sarà un presidio continuo dappertutto su tutto il territorio lombardo, perché non dobbiamo assolutamente permettere che si consumi questo scandalo, questa vera follia di uno Stato che ormai si permette di garantire vitto, alloggio, assistenza legale, corsi di lingua e quant'altro al primo che arriva nel nostro paese e che da qui da una vita, proprio concittadino in difficoltà economiche, senza lavoro, non gli dà niente, non gli dà neanche la possibilità di potersi mangiare qualcosa. Questo è quello che purtroppo succede nel nostro paese. Quindi noi dobbiamo fare quest'opera di grande convincimento presso la popolazione, poi sperando che la capiscano, perché Alfredo, se non la capiscono quella volta qua non la capiscono più. Sì, infatti. Max, che ti devo dire, insomma, prima si hanno preso il lavoro, ora si prendono le case, resta solo il culo da dare, poi dopo non c'è più niente. Bravo. Vabbè. Va bene. Purtroppo proprio così. Vabbè, comunque abbiamo cercato di sdrammatizzare un po', però ovviamente la serietà e l'impegno, tu lo sai, c'è, ovviamente, e come Regione Lombardia sicuramente faremo qualcosa per cercare di opporci a questa situazione, magari scrivendo a tutti i nostri sindaci dicendo di non fare quello che gli chiedono i prefetti. Benissimo, grazie mille Max, buona giornata. Grazie a voi, buona continuazione, Padania Libera, un saluto a tutti e buon lavoro Alfredo. Grazie. E noi torniamo con Padania Misteriosa, e visto che prima uno dei nostri ospiti ci diceva le prove, c'è un caso interessante che ha riguardato un gruppo di fisici americani, i fratelli Rex e Ray Stanford. Erano due fisici che nel luglio del 59, utilizzando una serie di strumentazioni sofisticate in un'area dell'America, Corpus Christi, dove c'erano continuamente avvistamenti UFO, provarono a utilizzare il laser per lanciare dei messaggi a eventuali dischi volanti, e successe una cosa molto particolare che adesso andiamo a sentire assieme. Nonostante tutti i tentativi di indagine, né l'aeronautica militare né il Comitato Nazionale Investigativo dei Fenomeni Aerei hanno trovato una spiegazione plausibile. Io non so che cosa fossero, ma erano tubolari e lucenti, piccoli oggetti arrivati e ripartiti ad alta velocità. Abbiamo pellicole cinematografiche, magnetometri, registratori di suono e una vasta varietà di dati che ci fanno pensare che gli UFO siano prodotti ad alta tecnologia. In sostanza non sono qualcosa di conosciuto, ma anche estremamente sofisticati e capaci di raggiungere velocità ed accelerazioni che vanno al di là dei nostri sogni. E infatti siamo stati profondamente colpiti dalla rapidità con cui si muovono, e francamente mi sentirei di dire che non sono stati fabbricati sulla Terra, o almeno in qualche posto che io conosca. Se l'Unione Sovietica ha quel tipo di tecnologia, che Dio aiuti il mondo libero, e se la possiede il mondo libero, che Dio aiuti i sovietici. E questi erano Ray e Rex Stanford, due fisici che hanno filmato questi oggetti tubolari richiamati dai fasci laser mandati nel cielo. Ma cambiamo argomento, sempre restando nell'ambito del mistero. Noi siamo collegati telefonicamente con lo scrittore ed avvocato Manuel Paroletti, che saluto. Ciao Manuel. Ciao Alfredo, come stai? Bene, grazie. Voglio ricordare il tuo bellissimo libro, che è una vera e propria enciclopedia del mistero, Misteri di ogni tempo, edito da Segno Edizioni, e so che tu oggi hai un mistero poco noto ma molto accattivante per noi.
Beh, è un mistero che richiama un tema di cui si discute ormai da molto tempo, quello della scoperta del continente americano. Noi tutti siamo abituati ad attribuirla a Cristoforo Colombo, ma l'esperto linguista Barry Field negli anni 70 propose una teoria completamente diversa, una teoria che attribuiva questa scoperta agli antichi egizi. Noi abbiamo sempre ammirato gli antichi egizi per l'abilità che hanno dimostrato nella costruzione delle piramidi, però probabilmente questo popolo era anche molto esperto in materia di navigazione marittima, non solo fluviale. Ma Barry Field in concreto che cosa sosteneva negli anni 70? Ebbene, raccontò che nel 232 a.C., durante il regno del faraone alessandrino Tolomeo III, una flotta composta da 6 navi, una flotta capitanata da un certo Rata e guidata dal navigatore Maui, salpò da un porto della Cirenaica per poi risalire un tratto del Nilo fino a raggiungere il Mar Rosso. Da qui la flotta si sarebbe mossa verso oriente, raggiungendo e attraversando prima l'Oceano Indiano, poi l'Oceano Pacifico, fino a raggiungere le coste americane, le coste dell'odierno Cile. Quindi la flotta inviata da Tolomeo III a scoprire un nuovo continente effettivamente avrebbe raggiunto questo obiettivo grazie al coraggio e all'abilità dei celeberrimi Rata e Maui, celeberrimi quantomeno in epoca alessandrina, celeberrimi proprio per aver raggiunto e conquistato un nuovo mondo. Ebbene, bisogna subito precisare che Rata e Maui non fecero mai il ritorno in patria e la loro flotta in qualche modo si divise. Una nave approdò sull'isola di Pitcairn, divenuta poi famosa per l'ammutinamento del Bounty, un'altra nave sarebbe arrivata sull'isola di Pasqua e le navi restanti sarebbero andate a colonizzare la Nuova Zelanda. Naturalmente il condizionale è d'obbligo, però vi sono prove del fatto che questo viaggio sia realmente avvenuto. Ma prima di esaminare queste prove soffermiamoci sullo scopo. Ebbene, lo scopo della spedizione di Rata e Maui non era semplicemente quello di esplorare e conquistare nuove terre, ma era anche e possiamo dire soprattutto quello di dimostrare la fondatezza di una teoria all'epoca rivoluzionaria, la teoria sostenuta dallo scienziato alessandrino Eratostene, quella secondo la quale la Terra è rotonda e gira attorno al Sole. Ricordiamo che Galileo nascerà soltanto 18 secoli più tardi. In che modo Rata e Maui avrebbero dimostrato la sfericità terrestre e quindi corroborato la tesi di Eratostene, circumnavigando il globo e quindi tornando in Egitto dopo aver esplorato terre molto lontane e fino a quel momento assolutamente sconosciute, cioè le terre che abbiamo citato poc'anzi. In particolare le coste americane del Cile, ma anche le coste della Nuova Guinea occidentale indonesiana. E proprio nella Nuova Guinea occidentale indonesiana troviamo prove piuttosto consistenti del fatto che questo viaggio sia stato veramente compiuto. In particolare le troviamo nella Grotta dei Navigatori, che è stata scoperta dal professor Joseph Roeder dell'Università di Francoforte nel 1938 appunto nella Nuova Guinea occidentale indonesiana. All'interno di queste grotte sono raffigurate molte divinità greco-egizie, ma soprattutto compare un'iscrizione
firmata da un certo Maui, il quale racconta proprio di essere un navigatore, un astronomo, di essere partito dall'Egitto a bordo di una flotta composta da 6 navi, una flotta capitanata da un certo Rata, una flotta che durante il regno di Tolomeo III avrebbe dovuto circumnavigare la Terra. Ebbene, il linguista Barry Field fa risalire questa iscrizione ad un periodo compreso tra il 225 ed il 235 a.C., cioè proprio il periodo in cui sarebbe avvenuto il famoso viaggio oltreoceano di Rata e Maui. Un'altra isola molto interessante è quella di Vamerei, dove si trova, siamo sempre nell'ambito della Nuova Guinea indonesiana. Ebbene, nell'isola di Vamerei vi è un'altra iscrizione molto importante che rappresenta la Tanawa. La Tanawa sarebbe il corrispondente del moderno torquetum, cioè dello strumento che nel Cinquecento veniva utilizzato per calcolare la longitudine. L'americano Rick Sanders riprodusse un esemplare di Tanawa o torquetum e dimostrò che effettivamente funzionava alla perfezione. Ma vi è poi la cosiddetta Casa Pintada, che si trova sulla cordigliera dei Monti Cayón, vicino a Santiago del Cile. Che cosa troviamo nella Casa Pintada? Troviamo addirittura un'iscrizione con la quale Maui rivendica le terre appena scoperte e le attribuisce al faraone egiziano. Quindi diciamo che nella Casa Pintada vi è un vero e proprio atto di conquista, un atto di rivendicazione all'Egitto delle terre appena scoperte. E questa iscrizione, sempre secondo Barry Field, dovrebbe risalire al 230 avanti Cristo, quindi sempre al periodo in cui sarebbe avvenuta la spedizione oltreoceano di Rata e Maui. Non solo, Barry Field evidenzia che questa iscrizione, l'iscrizione della Casa Pintada, sarebbe stata redatta in un'antica lingua libica, corrispondente ad un dialetto dell'antico egiziano, vale a dire la lingua parlata in cirenaica all'epoca di Tolomeo III. E ricordiamo che proprio in cirenaica avvenne il reclutamento dei marinai che salvarono insieme a Rata e Maui a bordo di queste 6 navi. Ma a questo punto sorge spontanea una domanda. Gli antichi egizi nel 232 avanti Cristo avevano le competenze nautiche necessarie per poter viaggiare oltreoceano, per poter solcare gli oceani? Il grandissimo navigatore norvegese Thor Heyerdahl dava a questo interrogativo una risposta assolutamente positiva. Ebbene, Heyerdahl, divenuto famoso per aver viaggiato da Callao a Tahiti a bordo del mitico Kon-Tiki, si recò in Egitto e ammirò una serie di affreschi funerari dove scorse delle imbarcazioni diverse da quelle che garantivano i collegamenti fluviali in epoca tolemaica, e si convinse che queste imbarcazioni di papiro avessero uno scopo diverso, appunto quello di solcare i mari. Per dimostrare la fondatezza di questa teoria, Thor Heyerdahl, come era solito fare in questi frangenti, passò alla fase empirica. In buona sostanza, Thor Heyerdahl costruì un'imbarcazione, il Ra, che riproduceva perfettamente le specifiche tecniche delle antiche imbarcazioni egizie, quelle che venivano utilizzate dagli egizi in epoca tolemaica. Per costruire queste imbarcazioni si avvalse della collaborazione di 4 indiani Aymara del lago Titicaca, e ricordiamo che gli indiani Aymara ancora oggi lungo le rive del Titicaca costruiscono delle barche unendo fasci di canne, proprio come gli egizi univano i fasci di papiro. A bordo del Ra
Thor Heyerdahl visse una delle esperienze più straordinarie della sua vita e forse anche una delle più importanti dal punto di vista scientifico. Ebbene, Thor Heyerdahl salpò dal porto di Safi, in Marocco, appunto a bordo del Ra, navigò per 57 giorni fino a raggiungere il 12 luglio del 1970 l'isola di Barbados. Ecco, in questo modo Heyerdahl dimostrò che con antiche imbarcazioni egizie era possibile raggiungere le Americhe partendo dalle coste africane, partendo nella fattispecie dal Marocco, esattamente come era stato possibile per Rat e Maui partire dal Nilo, risalirne, come detto, un breve tratto per poi attraversare l'Oceano Indiano, l'Oceano Pacifico e quindi fare rotta verso le coste americane del Cile. In questo modo Thor Heyerdahl dimostrò anche la fondatezza della sua teoria diffusionista, cioè la teoria secondo la quale si sarebbero verificate in epoca precolombiana molte influenze, molti contatti fra le popolazioni del Nord Africa e quelle del continente americano. Una tesi duramente avversata dai fautori dell'opposta tesi isolazionista, secondo la quale le etnie del Nord Africa e quelle del continente americano si sarebbero sviluppate in modo autonomo e presenterebbero elementi comuni solo per ragioni meramente fortuite. A questo punto però occorre osservare che parlare di fortuità è quantomeno probabile, in quanto vi sono realmente degli elementi comuni nella cultura delle popolazioni del Nord Africa e nella cultura delle popolazioni precolombiane. Basti pensare al fatto che le piramidi non sono diffuse solamente in Egitto, ma lo sono anche in Perù e Messico. Basti pensare che le barche di papiro degli antichi egizi ricordano, come detto poco fa, quelle costruite ancora oggi sulle rive del lago Titicaca. Basti pensare alle tecniche di mummificazione, ai calendari, ai geroglifici, a tanti altri elementi che possiamo rinvenire tanto nel Nord Africa quanto nelle popolazioni del Nord America. Detto questo, devo dire che mi fa veramente piacere poter parlare di Thor Heyerdahl e delle sue scoperte, in quanto lo considero un pochino ligure come me. Tutti sanno che Heyerdahl morì nel 2002 a Colla Micheri. Colla Micheri è una frazione del comune di Andora e il comune di Andora è una ridente cittadina della costa ligure. Qui Heyerdahl trovò un paesaggio naturalistico splendido e qui scelse di passare gli ultimi anni della sua vita, forse riflettendo sulle epiche gesta di Rata e Maui, gesta che abbiamo voluto ricordare insieme oggi a Radio Padania. Benissimo, senti Manuel, tu sei sempre molto dettagliato in questi studi molto importanti. Io ricordo che in passato si era detto, e qui smentiscimi o confermami, che erano state trovate anche delle incisioni fenicie negli Stati Uniti. Insomma, si supponeva che anche altri, si era detto anche dei vichinghi, ricordo degli uomini biondi con le barbe, eccetera. Insomma, che l'America non sia stata scoperta solo da Colombo, ma a più riprese da altre popolazioni. È vero, sono leggende? No, è assolutamente vero. Se vogliamo parlare di epoche più recenti, dobbiamo andare al XII secolo, quando il vichingo Leif Erikson fu sicuramente protagonista non di una spedizione, ma di tante spedizioni nell'America del Nord. Quindi prima di Cristoforo Colombo sicuramente i vichinghi hanno colonizzato le terre americane e poi a questo punto
appunto come non parlare del mistero dei Cavalieri Templari, i quali si narra nel 1398 in fuga dal re di Francia e quindi al fine di sottrarsi alle persecuzioni poste in atto nei loro confronti, persecuzioni ovviamente finalizzate a mettere le mani sul loro preziosissimo tesoro. Ebbene, si narra che i Templari nel 1398 avrebbero lasciato le terre scozzesi in cui avevano trovato rifugio subito dopo l'inizio del processo a loro danno imbastito da Filippo IV il Bello, e in questo modo sarebbero partiti per un lungo viaggio via mare, accompagnati dal nobile scozzese Henry Sinclair, sotto il comando, sotto la guida del navigatore veneziano Antonio Zeno. Ecco, a bordo di 12 navi i Cavalieri Templari avrebbero lasciato le coste scozzesi per poi fare rotta verso l'America nord-orientale. Effettivamente avrebbero raggiunto le coste dell'America nord-orientale dopo un lungo viaggio attraverso l'Atlantico. Più precisamente ancora, i Templari sarebbero arrivati laddove oggi sorge Newport, laddove oggi sorge Louisburg. A Newport nel Rhode Island e a Louisburg in Nuova Scozia avrebbero fondato delle colonie basate sul rito massonico scozzese. E non dimentichiamo che della Nuova Scozia fa parte l'isola di Oak Island, l'isola che ospita il celeberrimo Money Pit, il pozzo del denaro, quel pozzo in cui i Templari avrebbero nascosto il loro tesoro proprio per sottrarlo alle mire della corona francese. Il pozzo di Oak Island è veramente profondo, è stato oggetto di svariate esplorazioni da quando è stato scoperto ai giorni nostri, ma non si è mai riusciti a raggiungerne in fondo, e quindi ancora oggi rimane un mistero se effettivamente nelle sue profondità, nelle sue viscere, vi sia l'antico tesoro dei Templari. Effettivamente, se questo tesoro si trovasse al fondo del pozzo, avremmo una prova in più del fatto che i Templari, circa un secolo prima di Colombo, raggiunsero le coste del Nord America, e quindi ancora una volta ci vedremo costretti a riscrivere le pagine della storia moderna e addirittura riscrivere uno dei suoi episodi più importanti, uno dei suoi momenti più significativi, la scoperta dell'America. Va bene, grazie Mauro, grazie per essere stato qui con noi. Ricordiamo il tuo bel libro Misteri di ogni tempo della Segno Edizioni. Io ringrazio Manuel Paroletti. Velocemente un SMS al volo: gli animali, ad esempio i cani, potrebbero sentire gli Elohim e abbaiare all'improvviso contro qualcuno senza motivo? Beh, sentire gli Elohim, sentire gli alieni, sì, è successo moltissime volte che gli animali, soprattutto i cani, siano stati inquieti al passaggio di UFO, e a volte anche al passaggio di UFO invisibili. Ma se era invisibile, come si fa a sapere che c'era? Perché poi hanno trovato le tracce, ci sono state conferme radar, gli animali erano inquieti, gli umani non vedevano niente, quindi c'è indubbiamente, è documentata questa sensibilità del mondo animale verso qualcosa di strano che, come spaventa noi, può spaventare anche loro. Benissimo, Alfredo Lissoni vi ringrazia e vi saluta, e buona Padania a tutti. Avete ascoltato Padania Misteriosa.